Santa patrona dei Carabinieri, messa del Cardinale Montenegro alla Cattedrale di Agrigento. Artisti, musicisti e cantanti insieme per un evento in sua memoria, ad organizzarlo l'associazione Panica Musica di Giorgio Patti. 32 milioni per i teatri siciliani, 11 milioni per le nuove imprese al femminile. Akragas Cus Palermo si giocherà a Campofranco e biancazzurri al lavoro con il nuovo mister Totò Vullo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura la ricorrenza della Virgo Fidelis, la santa patrona dell'Arma dei Carabinieri. Ieri messa del Cardinale Montenegro alla Cattedrale di San Gerlando ad Agrigento. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Celebrata ieri la festa della Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei Carabinieri, nella cattedrale di Agrigento, così come ha deciso il comandante, il colonnello Giovanni Pellegrino, considerata la riapertura della stessa dopo 8 anni di chiusura, e si inserisce anche nell'ambito della celebrazione dei 78 anni della battaglia di Colbert e la celebrazione della giornata dell'orfano, così come ha sottolineato il comandante nel suo discorso al termine della messa. La Santa Messa è stata officiata dal Cardinale Montenegro con la collaborazione anche del coro, che ne ha lietato lo svolgimento e ha visto la presenza di tanti carabinieri provenienti da tutta la provincia e di numerose autorità e i rappresentanti di altri corpi militari, di diverse classi di studenti delle scuole medie e in prima fila anche la vedova del maresciallo Guazzelli, barbaramente ucciso dalla mafia. Anche il cardinale Don Franco ha avuto parole di sostegno e di elogio all'attività dell'Arma nei confronti dei cittadini che fanno il loro dovere senza alcuna distinzione, in maniera equa per tutti, e sottolineando come spesso perdono anche la vita nel corso dello svolgimento del loro dovere. Al termine il comandante Pellegrino ha anche regalato a Don Franco la cosiddetta lucerna, che sarebbe il pernacchio rosso posto sopra il cappello del carabiniere che i carabinieri portano nelle divise ufficiali. Dopo 8 anni con la riapertura di questa cattedrale, i carabinieri hanno espresso il desiderio di celebrare qui questa Santa Messa e per me è stato un onore e un piacere accontentarli, e avendo anche l'onore che a celebrare questa messa ci fosse appunto il Cardinale Francesco Montenegro. È stato un momento molto emozionante di comunione con la cittadinanza, che è giunta qui molto numerosa, accettando il nostro invito di condividere questo momento importante. Avete anche fatto un dono, che significato assume questo gesto? Abbiamo donato un oggetto che è rappresentativo dei nostri valori, una lucerna che appunto adorna la nostra grande uniforme e che nei suoi colori rappresenta i valori fondanti dell'Arma dei Carabinieri. Il capo del Genio Civile di Agrigento e vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Rino Lamendola, interviene nel merito del recente allagamento a Licata. Vediamo. In merito all'emergenza idrogeologica in provincia di Agrigento, relativamente agli interventi effettuati, interviene oggi il capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola. Per l'architetto Lamendola il recente allagamento di Licata non è da attribuire all'esondazione dei corsi d'acqua che lambiscono il centro urbano, ma al fatto che parte della città è stata realizzata a quote troppo basse rispetto al livello del mare, a cui si aggiunge anche un'evidente insufficienza del sistema di smaltimento delle acque bianche. Ciò determina una particolare attenzione del governo regionale nei confronti del territorio licatese, che si concretizza con un numero notevole di interventi a tutela della pubblica incolumità. Per l'architetto Lamendola, in occasione delle ultime piogge torrenziali, abbiamo rilevato una buona risposta del reticolo idrografico agrigentino, soprattutto in corrispondenza dei corsi d'acqua, che sono stati oggetto di recenti lavori di pulizia dell'alveo eseguiti dal nostro ufficio. In particolare ha tenuto bene il fiume Salso, così come anche il fiume Akragas, che l'anno scorso era stato oggetto di una pericolosa esondazione che aveva coinvolto una parte del centro abitato del villaggio Peruzzo, con notevoli rischi per la pubblica incolumità. Hanno retto bene anche i corsi d'acqua oggetto di recenti lavori eseguiti dal Genio Civile di Agrigento, come i torrenti Mandrarossa, Menfi, Candarella, Comitini, Sparacia a Cammarata, Ciavolaro, Gangemi e Caltabellotta nel territorio di Ribera, San Marco a Sciacca, i corsi d'acqua in cui i lavori di reggimentazione idraulica sono ancora in corso, come i torrenti Mollarella di Licata, Cavarretto di Menfi e Palma di Montechiaro a Palma. Sebbene la materia non sia più di competenza del Genio Civile, continua Lamendola, al di là degli interventi di sommorgenza in corso di esecuzione, l'ufficio ha messo a disposizione
delle istituzioni competenti la professionalità dei propri dipendenti, redigendo una serie di progetti di manutenzione del reticolo idrografico provinciale da eseguire in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di esondazioni che durante lo scorso inverno sono state devastanti per il territorio provinciale. In particolare negli ultimi mesi è stato redatto il progetto in 5 lotti per la pulizia dell'alveo del fiume Verdura, per il quale attendiamo la concessione delle deroghe necessarie per l'esecuzione immediata dei lavori. Sono stati inoltre redatte, continua l'Amendola, una serie di progetti per la pulizia dei corsi d'acqua che attraversano il territorio provinciale per un importo complessivo di 9 milioni di euro. Buona parte di questi sono già stati appaltati e saranno avviati i lavori non appena saranno espletate alcune formalità da parte del soggetto finanziatore dei lavori. Siamo ben consapevoli, conclude l'ingegnere capo Rino Lamendola, che questi interventi di importo modesto, seppure indispensabili per scongiurare rischi puntuali per la pubblica incolumità, non siano del tutto risolutivi delle criticità di un sistema idrografico che avrebbe bisogno di una manutenzione ordinaria costante, per la quale sarebbero necessarie ingenti risorse economiche, ma siamo comunque orgogliosi di offrire il nostro contributo tecnico entro i limiti delle risorse disponibili alle autorità competenti di demanio fluviale. Ci potrebbero essere responsabilità penali nell'esplosione di mercoledì alla fabbrica di fuochi d'artificio Costa a Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese, che ha provocato 5 morti e 2 feriti, di cui uno in gravissime condizioni è Bartolomeo Costa, 37 anni, che con la famiglia gestiva l'azienda. La procura di Barcellona ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo plurimo aggravato e incendio colposo. C'è il servizio. Sarà proclamato il lutto cittadino a Barcellona Pozzo di Gotto per i funerali delle vittime dell'esplosione di mercoledì pomeriggio all'interno della fabbrica di fuochi d'artificio della ditta Costa. Lo ha detto il sindaco della città del Longano, Roberto Materia, che sta anche valutando di pagare i funerali degli operai morti. Il bilancio della tragedia è di 5 morti e 2 feriti, di cui uno grave con ustioni in varie parti del corpo. A perdere la vita nell'esplosione venne Ramazzeo, 71 anni, moglie del titolare della fabbrica di fuochi d'artificio, Mohamed Ter Mannai, 39 anni, saldatore tunisino in Italia da 10 anni, Giovanni Testaverde, 34 anni, dipendente della ditta di fuochi pirotecnici, Fortunato Porcino, 36 anni e Vito Mazzeo, di appena 23 anni. Quest'ultime 2 vittime erano operai di una ditta a cui sarebbe stata commissionata la saldatura di alcuni cancelli di separazione tra i locali presenti nell'area di deposito dei fuochi. L'esplosione si è verificata proprio durante i lavori per mettere in sicurezza il sito. Le salme, trasportate alla camera mortuaria del Policlinico di Messina e all'obitorio dell'ospedale di Milazzo, attualmente sono a disposizione della magistratura e dovrebbero essere a breve riconsegnate ai familiari per i funerali. Come detto, oltre ai 5 morti vi sono stati anche 2 feriti, tra questi il figlio del proprietario della fabbrica, Nino Costa, di 37 anni. Il giovane è rimasto ferito nel tentativo di salvare la madre e un operaio. Una tragedia che ha scosso la comunità dell'intero comprensorio. Le vittime, infatti, erano residenti non solo a Barcellona, Pozzo di Gotto, ma anche nei comuni limitrofi. Inoltre la ditta Costa, presente da tanti anni nel settore, è molto conosciuta in Sicilia e anche al di fuori del territorio regionale. A far luce su quanto accaduto dovrà essere adesso la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo aggravato e incendio colposo. Al momento il fascicolo è stato aperto contro ignoti. L'intera area della fabbrica è stata mantenuta chiusa per permettere i rilievi da parte delle forze dell'ordine, dell'INAIL e dell'Ispettorato del Lavoro. Nelle scorse ore ha effettuato un sopralluogo nel sito anche il procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti. Toccherà proprio alla magistratura del Longano ricostruire cosa è successo in quel tragico pomeriggio di mercoledì in contrada Femmina Morta. La scomparsa di Gerry Butere è ancora viva nello sgomento di quanti lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato doti umane e professionali. È di ieri la notizia che l'associazione culturale Panica Musica di Giorgio Pazzi ha pensato di organizzare un evento dedicato a Gerry. La notizia, balzata sui social, ha immediatamente raccolto una quantità enorme di adesioni di artisti, musicisti, cantanti che si sono dichiarati disponibili a partecipare all'evento. Il nostro grazie va a tutti, Giorgio Patti, gli artisti che hanno subito aderito, e un particolare ringraziamento ai colleghi della stampa locale, quotidiani TV, siti online, tutti si sono stretti intorno al nostro dolore. Grazie di cuore.
La Regione punta sulle donne, 11 milioni per nuove imprese al femminile. Vediamo. Una dotazione di 11 milioni di euro da parte dell'assessorato regionale del lavoro, avviso 31, per incentivare la creazione di imprese al femminile, nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale. A darne notizia, l'apprendiamo dai colleghi di Blog Sicilia, è l'assessore stesso regionale al ramo, Antonio Scavone, che afferma: nell'ambito delle politiche attive del lavoro, il governo Musumeci vuole sostenere le donne che intendono avvicinarsi al mondo dell'artigianato, favorendone l'inserimento lavorativo anche attraverso l'acquisizione delle competenze di base necessarie a misurarsi con il lavoro autonomo e l'avvio di nuove imprese in questo settore. L'avviso in particolare verrà indirizzato anche alle donne vittime di violenza, al fine di un loro reinserimento sociale. Un avvenimento che dà speranza dopo le notizie di stagnazione dello sviluppo economico dell'isola. Nel particolare sarebbero numerose le attività artigianali finanziabili, tutte elencate specificatamente nel bando, ad esempio tra queste quelle della pelletteria, della lavorazione del vetro, quella alimentare come la produzione di conserve o distillati e liquori. Si parla anche di un percorso formativo, attività di tirocinio in un'impresa artigianale e successivamente un'attività di accompagnamento alla realizzazione dell'impresa stessa. Quindi dal teorico alla pratica, quest'ultima necessaria e decisiva per la realizzazione delle idee messe in campo. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Al Consorzio Universitario di Agrigento l'Ordine degli Agronomi e Forestali a confronto sulle politiche per la tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo verso Agenda 2030. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una nuova politica per la tutela dell'ambiente e la salute dell'uomo, e questo è il tema di un convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Agrigento, un itinerario verso l'Agenda 2030 che si è svolto oggi al Consorzio Universitario e che ha visto la partecipazione di tanti esperti della materia, relazionare in particolare sul tema dell'agroecologia, dell'economia circolare per la salvaguardia della salute dei cittadini e degli ecosistemi. Che ambiente e salute dell'uomo sono connubi dello stesso partito, diciamo così. È necessario e fondamentale che si lavori assieme, congiuntamente, per la protezione dell'ambiente e la protezione della salute umana. Tra l'altro diventa anche un nuovo stimolo per una nuova programmazione politica, per una nuova visione dello sviluppo del piano rurale, per una nuova agricoltura che non è più, figlia di un massimo rendimento a ettaro a tutti i costi per sfamare la fame del mondo, ma cercando di sposare gli obiettivi di Agenda 2030. Utilizzeremo questo tipo di nuova cultura di agroecologia con finalità che siano affini alla protezione dell'ambiente, alla riduzione della fame nel mondo, così come previsto nei programmi di accordi europei, e chiaramente per tutela della salute umana. L'abbiamo voluto organizzare con il nostro Consiglio nazionale, con l'Ordine dei medici, dei chimici, dei fisici, dei veterinari, perché siamo tutti attori di uno stesso grande teatro, quello della protezione della vita sulla terra, di una riduzione dell'impronta ecologica. Ne abbiamo parlato di economia circolare con il professore Minio per far capire quanto importante possa essere il riutilizzo delle risorse in una stretta sinergia tra cooperazione, territorio, tessuto sociale, ambiente, stile di vita di ognuno di noi. Abbiamo coinvolto le scuole proprio perché riteniamo che sia il futuro di domani. Parlare di sviluppo sostenibile e non farlo con gli attori giusti forse vale a poco. Ecco perché un piano di interazione anche con l'università per nuovi programmi, per nuovi centri di informazione, di ricerca e di studio, in cooperazione anche con il nostro ordine territoriale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Lei tra i relatori che vede la partecipazione anche di tanti studenti. L'iniziativa è certamente positiva, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali ha avuto un grandissimo merito, sollevare un problema, quello dell'economia circolare, quindi della salute, del benessere, che interessa non soltanto le professioni ma soprattutto i giovani. È un tema che deve essere sviluppato ulteriormente perché ha un ventaglio di attinenze, riguarda l'industria, riguarda l'agroalimentare, la tecnologia, le innovazioni, le nuove professioni, ma anche il ramo della finanza. La scelta agroecologica, un poco dettata dalle politiche comunitarie e dall'Agenda 2030 dell'ONU, è il tema su cui gli agronomi insistono. Su questo c'è l'agricoltura biologica. La Sicilia, che ha la più grande superficie d'Italia, ha investito su questo settore da 30 anni e soprattutto permette di coniugare la vocazione al mercato e la tutela dell'ambiente.
Allora su questo i prossimi mesi saremo chiamati per valorizzare tutte le specificità territoriali, in maniera tale che tutti i territori sicili, dove c'è una grande varietà, diversità culturale e culturale, possono essere valorizzati al meglio delle proprie risorse. Lei alla guida da qualche mese dell'assessorato all'agricoltura, tante le risorse, anche il nuovo PSR che parte, ma anche la preoccupazione che i soldi hanno una certa difficoltà a essere spesi. Cosa state facendo per accelerare questo, dottore Caltagirone? Abbiamo messo in movimento decreti per circa 800 milioni di euro, tutti rivolti alle imprese. I ritardi purtroppo hanno contraddistinto questo PSR. Obbligo dell'amministrazione regionale mettere in atto tutte le azioni, tutte le strategie perché i fondi arrivano dentro gli agricoltori. Ecco, poi di nuovo cos'è che state organizzando per il prossimo anno? Di sicuro una continua valorizzazione dei territori, l'idea che la grande brand Sicilia, fatto di vini, di oli, di formaggi, di frutta, di tutta l'eccellenza agroalimentare siciliana, con una Sicilia naturalmente biologica, possa continuare non solo a occupare le tavole dei siciliani ma le tavole di tutto il mondo. In Sicilia siamo una terra dove si spende per mangiare più di quello che produciamo, mangia sano, mangia siciliano, ma soprattutto. Seminario oggi al Circolo Culturale Empedocleo ad Agrigento dal titolo Le regole delle 4R, le giuste regole per la riduzione e il riciclo dei rifiuti. Vediamo. Un interessante convegno oggi organizzato dal lato SR Agrigento che parla delle 4R. Ecco, qual è la situazione in atto e quali consigli anche dare? È un convegno che si inserisce nell'ambito della settimana di recupero dei rifiuti organizzata in tutta Italia e che vede la Sicilia come prima regione rispetto a tutta Italia. Ha fatto ben 600 interventi grazie all'impegno dell'assessorato, del Dipartimento, dell'ingegnere Cocina che è il direttore generale, e quindi anche noi ci siamo adeguati e abbiamo di buon grado accettato l'organizzazione di questo convegno, perché abbiamo anche invitato una scuola, il liceo classico Empedocle, ne faremo altri con le scuole, perché il ciclo integrato dei rifiuti più che altro è una questione di cultura, e essendo una questione di cultura è logico che i primi a essere protagonisti sono le scuole, perché da lì nasce tutto. Abbiamo organizzato questo convegno, un po' stiamo parlando delle caratteristiche del rifiuto, stiamo dicendo alcune realtà, in questo momento sta parlando per esempio il dottore Amel che è l'assessore di Agrigento, alcune realtà, e abbiamo avuto molti risultati, diciamo in certe realtà anche eccellenti. Siamo all'interno della settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2019. Mi onoro di rappresentare il Dipartimento Acqua e Rifiuti che è promotore a livello nazionale di queste azioni, di questi interventi. La Sicilia oggi può dire che ha organizzato 600 azioni per parlare di riduzione dei rifiuti. La nostra provincia come è messa, ingegnere? La provincia è in crescita, a livello percentuale si supera il 50% come media provinciale, ma ci sono comuni che superano largamente il 65%. C'è ancora spesso un problema per l'umido, vediamo che spesso anche noi cittadini abbiamo delle difficoltà perché vengono bloccati i conferimenti in discarica. Sì, diciamo che la grande produzione dell'umido che copre il 40% del rifiuto, fa sì che c'è un grande bisogno di impianti, e questo è una delle necessità che la provincia ha e deve risolvere progettando e pensando degli impianti di compostaggio. Un'iniziativa sicuramente interessante che vede anche la presenza di tanti alunni dell'Istituto Empedocle. Ecco, quali sono le argomentazioni che oggi tratterete? Allora, oggi facciamo il punto sulla raccolta differenziata nell'ambito territoriale ottimale Agrigento Est, che sta dando buoni frutti. In quasi tutti i comuni è iniziata la raccolta porta a porta. Adesso il problema principale è
continuare a fare e ad avere una buona qualità dei rifiuti raccolti prodotti, perché così possono essere riavviati al recupero. Questo è il contenuto delle cosiddette 4R. E quindi recupero, riciclo. L'Ordine degli Ingegneri con l'ingegnere Zica ha aggiunto un'altra R che sarebbe ristrutturazione degli edifici, e quindi avvio anche al recupero dei materiali, corretto recupero dei materiali. La scommessa più importante è la realizzazione di nuovi impianti che possano trattare i rifiuti recuperati, che siano costruiti vicino alla produzione dei rifiuti. Quindi nella nostra provincia, che in atto è veramente carente dell'impiantistica, la SRR ha in corso 2 progetti per la lavorazione e il recupero del materiale umido e del cosiddetti impianti di compostaggio. Uno è previsto nell'area industriale di Ravanusa, un altro è previsto nell'area industriale di Casteltermini. Stanno nascendo anche diverse iniziative private, già esistono iniziative private nel settore del recupero della carta, del vetro, dell'alluminio, eccetera. E quindi siamo avviati verso una buona strada, non più quindi smaltimento dei rifiuti nelle discariche in forma indifferenziata, ma bensì recupero e avvio al riciclo di tutto il materiale che viene recuperato nelle nostre case e nelle nostre attività commerciali. La Regione stanzia 32 milioni per 161 teatri siciliani. Si tratta di una somma elevata che il Governo pianifica per la loro riqualificazione. I dettagli nel servizio. Oltre 32 milioni di euro dal governo regionale per la riqualificazione di 161 teatri dell'isola, lo ha disposto il governatore Nello Musumeci. I fondi stanziati per interventi di restauro, ripristino, ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica consentiranno la modernizzazione di strutture esistenti e l'apertura sia di nuovi spazi che di sale chiuse da tempo al pubblico. Le risorse saranno erogate dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, diretto da Sergio Alessandro, che ha già predisposto la relativa graduatoria. Il mio governo, sottolinea il presidente Musumeci, sta dando vita sul territorio a un investimento in cultura senza precedenti. Ricordiamoci che i teatri siciliani, pubblici e privati, costituiscono una mappa identitaria dell'isola e sono depositari della memoria e del carattere del territorio. Inoltre, questo piano per i teatri serve a dare energia e attenzione al ruolo fondamentale che riveste il capitale umano e intellettuale dei luoghi, della cultura, registi, attori, musicisti, scrittori, scenografi, costumisti, una forza lavoro e una memoria collettiva di tecniche e saperi troppo spesso sacrificati da una disattenzione o da una scarsa considerazione che fagocita figure che invece meritano di trovare in Sicilia opportunità di lavoro e realizzazione professionale. L'idea del governo regionale è quella di mettere in circolo una risorsa importante per rivitalizzare la crescita del territorio e creare opportunità di lavoro per aziende, tecnici, fornitori che saranno impegnati in questi 161 cantieri della cultura che si apriranno con i lavori di ammodernamento delle strutture teatrali. Nel rispetto delle proporzioni previste dal bando, agli enti pubblici è stato concesso un contributo pari quasi all'80% della somma valutata come ammissibile. Per i soggetti privati un finanziamento pari a circa il 62%. Gli enti beneficiari sono comuni, enti pubblici, istituti scolastici, parrocchie, enti no profit, fondazioni, associazioni e imprese private impegnate nel campo teatrale. In base alle istanze pervenute sono state finanziate su un importo complessivo di 32,3 milioni di euro 161 strutture così ripartite tra le province: Agrigento 18 teatri, Caltanissetta 10, Catania 34, Enna 7, Messina 26, Palermo 29, Ragusa 8, Siracusa 13, Trapani 16. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Sono stati pubblicati nel numero di novembre dalla rivista nazionale Molini d'Italia i dati e le elaborazioni del monitoraggio della qualità commerciale del grano duro raccolto in Sicilia nel 2019. Vediamo.
Sono stati pubblicati nel numero di novembre della rivista nazionale Mulini d'Italia i dati e le elaborazioni del monitoraggio della qualità commerciale del grano duro raccolto in Sicilia nel 2019. A renderlo noto è l'assessore regionale per l'agricoltura Edi Bandiera, che sottolinea come la Sicilia ad oggi rappresenti l'unica regione d'Italia che monitora la qualità commerciale del grano ammassato presso il centro di stoccaggio, rilevandone dati ed informazioni interessanti per il comparto. Le indagini sono state realizzate dal Consorzio di Ricerca Ballatore, ente strumentale dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Si conferma anche per il 2019 l'elevata qualità sanitaria del grano siciliano, attestata dalla bassa umidità, in media 9,57%, che è indirettamente correlata al basso rischio di contaminazione di muffe che producono micotossine dannose alla salute umana. I centri di ammasso che hanno partecipato alla rete sono stati 28, dislocati in tutta la Sicilia, ed hanno effettuato un totale di 5.971 analisi su altrettanti lotti di grano raccolto, per un totale di 589.339 quintali, pari a circa il 7,5% della produzione media regionale. La rete di monitoraggio è una piattaforma indispensabile per il sistema grano regionale e permette non solo di disporre di informazioni utili sul profilo del grano prodotto nell'isola, ma di predisporre la filiera ai contratti di filiera già comunque presenti e sostenuti da alcune aziende di trasformazione, afferma l'assessore Bandiera. In questo modo è possibile premiare le produzioni di qualità che puntano sulle certificazioni dei prodotti finiti, come quella del marchio collettivo Qualità Sicura, garantita dalla regione siciliana in corso di riconoscimento europeo, che oltre a prevedere una giusta remunerazione per i cerealicoltori, fornisce al consumatore un valore aggiunto in termini di sicurezza alimentare e identità. A causa dei ravoli di risemina del manto erboso del terreno di gioco dello stadio Esseneto di Agrigento, la gara dell'Acragas contro il CUS Palermo di domenica prossima, 24 novembre, valida per l'11ª giornata di andata del campionato di eccellenza, si disputerà allo stadio comunale Alfonso Virgilio di Campofranco. Intanto i biancazzurri si allenano con grande entusiasmo con il nuovo allenatore Totò Vullo. C'è il servizio di Carmelo Lentini. Il nuovo tecnico biancazzurro Totò Vullo da 4 giorni sta tenendo sotto pressione la propria squadra in vista della gara di domenica prossima con il CUS Palermo. Si tratta di una prima fase conoscitiva del gruppo, ma sotto questo profilo non sembrano esserci problemi, in quanto si avvale della stretta collaborazione dello staff tecnico formato dal vice allenatore Francesco Nobile, dal preparatore tecnico Salvatore Munda e dal preparatore dei portieri Giovanni Costantina. Il clima è sereno, si continua a lavorare in armonia e lo svuotamento dell'infermeria fa presagire tempi migliori. Alla fine del girone di andata mancano 5 gare, con CUS Palermo, Parmonval, Geraci, Dattilo e Don Carlo Misalmere. Praticamente in queste restanti partite si potrebbe delineare l'andamento del campionato. Domenica si gioca al Virgilio di Campofranco, campo amico, per sopperire alla chiusura momentanea dell'Esseneto in corso di semina. Una gara alla portata, ma che deve essere affrontata con il piglio giusto. La compagine palermitana, che ultimamente è rimasta senza guida tecnica, si è infatti dimesso l'allenatore Angelo Tomasello e al suo posto è subentrato il direttore tecnico del settore giovanile Andrea Bruno. 6 sconfitte, 2 pari e 2 vittorie per un totale di 5 punti, e questo è il cammino registrato dal CUS Palermo in campionato. La gara del Virgilio avrà inizio alle ore 15 e i tifosi biancazzurri stanno preparando questa gara fuori porta per essere numerosi sugli spalti ed incitare i propri beniamini. La gara è stata affidata a Salvatore Marco Testai di Catania, con assistenti Marco Riccobene ed Elvira Rizzo, entrambi della sezione di Enna. Basket, la Fortitudo scalda i motori per una nuova e importante partita, quella con l'Eurobasket Roma. La squadra di coach Cagnardi giocherà alla Spala Sport di Latina, palla 2 alle ore 18, sabato 23 novembre. Sentiamo. Vincere contro Bergamo è stato importantissimo, è una vittoria che ci dà molta fiducia, molta energia. È la nostra prima vera vittoria in trasferta, perché abbiamo giocato contro Capo e poi abbiamo perso contro Biella.
e quindi ci dà molta energia e fiducia del gruppo che siamo e del gruppo che possiamo essere. Ci aspettiamo una partita molto intensa, loro sono una squadra in questo momento in difficoltà, quindi avranno molta energia in campo e noi dobbiamo essere bravi a eguagliare anzi superare la loro energia, e dobbiamo imporre il nostro gioco e giocare come sappiamo. È una settimana molto intensa, abbiamo molte partite ravvicinate, però secondo me stiamo approcciando nel modo giusto. Una partita alla volta e un allenamento alla volta. Il gruppo è sempre più coeso e siamo davvero un bel gruppo e ci divertiamo davvero a stare insieme, quindi non è per niente un peso viaggiare, e penso che questo sia fondamentale per avere una buona chimia di gruppo. La SEAP dall'Icardillo Aragona vince nettamente il test match, l'amichevole contro la Sigio e il Marsala Volley, formazione che milita nel campionato di A2. C'è il servizio. Coach Luca Secchi, altro buon test in amichevole per la SEAP dall'Icardillo Aragona che batte il Marsala di Serie 2. Quale indicazione hai tratto da questa partita? Indicazioni abbastanza buone sotto alcuni aspetti. Nelle situazioni di difesa siamo stati molto ordinati e anche l'organizzazione del secondo tocco per 3 set ha funzionato discretamente bene. Secondo me non siamo andati benissimo sulle cose di muro che invece abbiamo provato in settimana, e lì oggettivamente ancora c'è un po', ci sono ritmi e meccanismi da perfezionare, da limare, da mettere a posto. Però direi che una buona prova in ricezione, una buona prova in battuta, siamo stati belli vivi per tutti e 3 i set, esprimendo a tratti credo anche un gioco divertente da vedere. Quel po' di pubblico insomma sembra che si sia anche divertito. Prossimo impegno, la trasferta contro Arzano. Che avversario è? È un avversario molto particolare perché ha un gioco tutto suo, ha 2 personalità di spicco, è una squadra che lavora discretamente bene, un palleggiatore che ormai è tanti anni che gira in B1 e soprattutto è un campo sicuramente non tra i più facili, quindi l'idea è che dobbiamo andare lì con le idee molto chiare e sapendo insomma che abbiamo le armi per poter andare su un campo come quello e poter provare a fare la partita. Il Parco Museo Ialari prende il nome arabo dalla contrada in cui si sviluppa e si estende su una superficie di 35 ettari, si trova sui Monti Peloritani, a pochi chilometri da Barcellona Pozzo di Gotto, e offre ai visitatori 15.000 reperti collocati in 42 botteghe artigianali che riproducono l'atmosfera dei tempi passati. Vediamo. Com'era questo luogo 40 anni fa? È indescrivibile. Parlare del Parco Ialari è indescrivibile, lo chiamavano il Rospo Secco. Qui era un petraio, no? E a differenza di quell'uomo, qui è ancora più difficile, perché queste piante che ho piantato io crescono nel petraio, proprio nelle pietre. Era quasi impossibile, infatti dicevano che era pazzo. Io per potere ho sacrificato tante giornate, tante cose, perché ho applicato l'impianto a gocce per poterli portare avanti, e quindi ne ho piantati penso oltre 100.000. Qual è stato il primo albero che ha piantato? Ma sotto abbiamo piantato gli alberi di frutta tipici, poi man mano, qui era molto più grande, sono stati gli alberi della forestale, i pini, anche gli eucaliptus, pure, che adesso sappiamo che fanno un po' male, cipressi, e acaci, sono insieme di piante. Poi in alto ci sono impianti di mele, ci sono olivo, c'è un po' di tutto. Tutti questi alberi nel corso del tempo hanno cambiato la biodiversità di questo luogo. Ecco, questo qui è una cosa importante. Qui io allora ho avuto come maestro il pastore che stava qui con le pecore. E questo mi ha detto tante cose. Per esempio dove siamo noi qui, che era completamente diverso l'ambiente. Lui diceva non piantate niente perché non esce niente. Qui il vento era terribile. Quando noi ci siamo venuti i primi anni, mio padre diceva lì non esce il vento.
ma vento. Non lo so, pare che è stato un miracolo nel tempo, gli alberi questo vento l'hanno c'è pure, ma l'hanno spostato. L'ambiente è completamente diverso di come era 40 anni fa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.